Ancora buongiorno a tutti voi, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A voi la linea per approfondire le principali notizie di questa giornata. Anche Udine dopo Trieste sarebbe finita nel mirino dei No Pass che starebbero organizzando una manifestazione strutturata per il fine settimana. Per questo pomeriggio è stato convocato il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Allora, per sapere di più ci colleghiamo con Paola Treppo dalla Prefettura. A te Paola, buongiorno. Sì, eccoci, siamo con il signor prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, per fare il punto intanto su quelle che sono state le sanzioni amministrative elevate per diciamo, irregolarità rilevate sul fronte Green Pass. Naturalmente parliamo di ambienti pubblici dove è obbligatorio averlo nel caso previsto dalla legge. La situazione com'è, signor prefetto? Ma direi apparentemente tranquilla, non ci sono state segnalate violazioni particolari, non ci sono arrivate segnalazioni né soprattutto motivi di tensione, di particolare preoccupazione da parte delle forze dell'ordine. Quindi direi apparentemente tranquilla, come è giusto che sia in questo momento. Ecco, quindi una situazione tranquilla, l'avevamo segnalato anche nelle nostre edizioni dei telegiornali. I militari del NAS hanno elevato alcune sanzioni, ma veramente si parla di 25 sanzioni nell'arco di circa 3 settimane. Ecco, per quanto riguarda invece le aziende private, le forze dell'ordine non sono state chiamate per particolari situazioni di disagio o gravità. Assolutamente no, ecco, ripeto, non sono arrivate segnalazioni di tensioni come forse una settimana fa ci si poteva aspettare, quindi direi tranquilla, anche se ovviamente manifestazioni, raduni anche in piazza sono continui, probabilmente avremo qualche manifestazione in corso a fine settimana. Stiamo valutando insieme ai colleghi delle forze dell'ordine eventuali accorgimenti e condizioni e prescrizioni da dare. Infatti va detto che lunedì sera e martedì sera non autorizzate, non annunciate, ci sono state 2 manifestazioni, non ci sono stati disordini e massima è stata l'attenzione da parte delle forze dell'ordine in questo senso in centro a Udine, a supporto a distanza da chi stava manifestando a Trieste, e quindi adesso pare che potrebbe essercene una strutturata, è ancora troppo presto per dirlo e proprio questo pomeriggio farete il punto. Il punto sì è opportuno perché è una situazione di continua evoluzione anche alla luce di quello che sta succedendo e succede a Trieste, e ovviamente noi siamo limitrofi, quindi tutto quello che non c'è a Trieste può condizionare quello che succede soprattutto a Udine e viceversa. Però siamo in una situazione, come abbiamo verificato anche venerdì, di tranquillità e di convivenza con una manifestazione che sì, di protesta, ma è stata comunque contestualizzata e ben controllata anche dai colleghi delle forze dell'ordine, ma in un clima, ripeto, di convivenza civile come è giusto che sia. Sì, quindi di carattere pacifico, nessun problema di ordine pubblico. Allora vi aggiorneremo rispetto al tavolo che si terrà questo pomeriggio nelle nostre prossime edizioni. Ringraziamo il prefetto per il suo intervento e da qui è tutto. Grazie Paola, noi restiamo a Udine perché è stata inaugurata questa mattina la nuova sede della INC Partners SPA, presenti tra gli altri l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emiliobini e il presidente dell'azienda Roberto Corciulo. Soddisfazione per questa nuova realtà inaugurata in un periodo di ripartenza legata anche all'obbligatorietà del Green Pass. Ha seguito per noi l'inaugurazione Alexis Samot. Una nuova inaugurazione in un periodo di ripartenza importante, qual è il significato? Il significato è chiaro, il Friuli Venezia Giulia è una regione che in questo difficile periodo, grazie agli imprenditori presenti, alle aziende presenti, ha dimostrato grande resilienza, grande resistenza e soprattutto una grande capacità nella ripartenza. Guardate, prima lo abbiamo detto in maniera chiara, la regione Friuli Venezia Giulia è la terza regione in Italia, dopo regioni ben più grandi, parlo della Lombardia, parlo dell'Emilia Romagna, come export prodotto in quest'anno, quindi numeri assolutamente importanti che, come dire, dopo tanti anni dove eravamo timidi nella presenza nel mercato, stiamo ritornando ad essere quello che era il vagone, uno dei vagoni di testa del treno, del cosiddetto treno del nord-est, dell'economia del nord-est. Quindi io devo ringraziare davvero gli imprenditori per la grande capacità che hanno dimostrato
in quest'anno, in questi periodi, gli investimenti che stanno portando avanti. Oggi siamo all'inaugurazione di una bellissima nuova sede di un'importante azienda che sta aiutando le imprese della nostra regione verso l'internazionalizzazione e quindi i segnali sono assolutamente positivi. Una nuova sede con quali obiettivi, con quali aspettative? Ma allora, il nostro innanzitutto è quello di essere fortemente radicati sul territorio ma essere globali, questo è sempre stato un po' il nostro motto. Abbiamo una presenza ormai su oltre 47 paesi nel mondo e assistiamo alle aziende di tutta Italia, ma in particolare del Friuli, e una nuova sede serve a dare fare un ulteriore salto. Abbiamo dei programmi molto ambiziosi per il futuro e quindi una nuova sede per noi era necessaria. Siamo contenti di aver trovato una soluzione qui a Udine, vicino alla stazione, che per noi è importante per un fatto proprio di infrastruttura. E quindi siamo contenti di questo passaggio, di questo passo che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Assessore, il Friuli Venezia Giulia non si è fermato nonostante l'obbligatorietà del Green Pass, le aziende hanno lavorato, poche le criticità dovute appunto all'obbligatorietà. Sì, qualcosa c'è stato, ma tutto superabile. Guardate, io ho parlato direttamente con gli imprenditori, i quali non mi hanno rappresentato quel mondo tragico che qualcuno ha cercato di venderci in queste settimane. Io, guardate, sono sempre stato un forte sostenitore sia delle vaccinazioni sia delle regole del gioco rigide che il governo ha messo in campo. D'altronde, guardate, l'unico modo che noi abbiamo per uscire da questa pandemia è il rispetto delle regole, punto. Il resto è tutta fantasia. L'economia non si ferma di fronte a un Green Pass, le imprese continuano a produrre. C'è da convincere ancora questa parte residuale di non convinti che farsi un vaccino non è poi tanto così pericoloso, anzi probabilmente anzi sicuramente la medicina giusta per vincere la pandemia. Anche l'aumento dei tamponi, del numero dei tamponi, il sistema può reggere anche considerando appunto l'aumento di questi tamponi? Guardi, questo è una domanda alla quale io non so rispondere da non addetto ai lavori, però non vedo queste criticità che sono state forse troppo enfatizzate. La sua azienda come ha risposto all'obbligatorietà del Green Pass? Come è andata? Ma normale, non abbiamo nessun soggetto che non è vaccinato, poi nel nostro caso dovendo viaggiare, dovendo muoverci, tutte le persone che lavorano con noi sono tutte vaccinate, gioco forza. Altrimenti non possiamo neanche lavorare, non è tanto una situazione di territorio, è già una situazione stata difficile spostarsi in giro per il mondo in questo ultimo anno e mezzo, adesso che stanno riaprendo abbiamo tutti la necessità di essere in regola con quello che ci viene chiesto dalla legge. Farà tappa anche a Pordenone, città che ha un forte legame con i bersaglieri, la staffetta Cremisi della Pace, che celebrerà il centenario della traslazione del milite ignoto da Aquileia a Roma. L'appuntamento è in città per il 24 ottobre per sottolineare il sacrificio di chi è caduto per la patria. Per celebrare il centenario della traslazione della salma del milite ignoto dal cimitero di guerra di Aquileia al Vittoriano a Roma, la presidenza regionali dell'Associazione Nazionale Bersaglieri del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia hanno organizzato la staffetta Cremisi della Pace. Si tratta di un percorso in 11 tappe da Trento a Trieste che andrà a toccare alcuni dei luoghi della memoria più significativi della Prima Guerra Mondiale. A Pordenone, città che ha un particolare legame da sempre con i bersaglieri, farà tappa domenica 24 ottobre con una cerimonia in piazzale Ellero e la consegna al sindaco della targa commemorativa dell'evento di un DVD con immagini storiche provenienti dalla Cineteca del Friuli Venezia Giulia e dell'Istituto Luce, da consegnare alle scuole per diffondere fra gli studenti l'alto valore storico della memoria. Il centenario del milite ignoto è il momento di chiusura di tutto un periodo di memoria che si è vissuto con il centenario della Prima Guerra Mondiale. Il milite ignoto è un qualcosa che proprio per volontà di un colonnello dei bersaglieri, Guido II, volle che fosse ricordato il sacrificio di tutti i soldati, anche di quelli che non avevano una targa, un nome. Ecco da dove nasce tutta l'epopea del milite ignoto. È una presa di coscienza della società, quindi un cambiamento, una rivoluzione dove si riconosce per la prima volta il sacrificio di un soldato che cade in guerra. Il tutto in nome di un'entità nuova
che viene riscoperta, un'entità che racchiude e unisce un intero popolo. Partita dal Brennero il 16 ottobre, dopo aver ricevuto il testimone dell'associazione austriaca Croce Nera presso il cimitero internazionale di Amras nei pressi di Innsbruck, la staffetta si concluderà il 28 ottobre ad Aquileia. Successivamente da Cervignano partirà un treno commemorativo che transiterà anche per la stazione di Pordenone per ricordare la traslazione della salma del Milite Ignoto al Vittoriano di Roma. Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa e sappiamo che ce ne saranno tante altre, ancora almeno un'altra sicura. E dunque saremo felici di ricevere questa manifestazione con il momento solenne dei 100 anni e poi perché la parte dei bersaglieri fa parte del Pordenone, una parte importantissima della nostra città e dunque noi siamo orgogliosi di averli e soprattutto anche di fare queste iniziative che ricordano momenti tristi ma anche ricordi fondamentali per il nostro Paese. Noi ci rivediamo tra qualche istante dopo la pubblicità. Con l'obbligatorietà del Green Pass è drasticamente aumentata la richiesta di tamponi rapidi a carico delle farmacie. Federfarma è riuscita ad aumentare il numero di tamponi quotidiano, ma il rischio è che sia sempre più difficile garantire le normali attività delle farmacie. Ci colleghiamo allora con Paola Trepo per parlare di questo argomento. Ci siamo con il dottor Luca De Grassi, presidente di Federfarma Friuli Venezia Giulia, per capire come stanno andando questi giorni dedicati ai tamponi per chi non ha potuto fare il vaccino, per chi ha deciso di fare il vaccino perché è contrario appunto al Green Pass. Ecco, la situazione come sta andando fino adesso? Allora, la situazione ci sono moltissime difficoltà. Le farmacie sono veramente prese d'assalto per questa richiesta di tamponi. Pensi che solo nella giornata di ieri sono stati fatti oltre 10.000 tamponi nelle 200 farmacie della nostra regione e lunedì il numero addirittura è salito a 19.000 tamponi, un numero che non si era mai registrato in passato nella nostra regione. Ora le farmacie che sono attive con il servizio, che sono oltre 200, abbiamo attivato da pochi giorni un nuovo servizio per la prenotazione dei tamponi online su un sito che si chiama www.tamponinfarmaciafvg.it. È possibile infatti prenotarsi direttamente, quindi il cittadino, l'utente può trovare accesso e trovare tutta la disponibilità. Il sito è stato appena aperto, quindi ci sarà ancora qualche giorno per il suo assestamento e le farmacie quindi stanno caricando tutte le loro disponibilità. Teniamo conto che noi abbiamo raccolto in questi giorni oltre 100.000 prenotazioni e quindi questo sarà un ostacolo difficile da superare. Ecco, come si coniuga il servizio che rendete al cittadino del tampone con la normale attività della farmacia? È molto difficile. Lei consideri che oggi le farmacie sono impegnate per quasi un terzo del tempo per l'effettuazione di questo servizio, che questo viene svolto anche in orari straordinari, durante gli orari di chiusura, proprio per cercare di soddisfare al massimo le richieste di tutti quei cittadini che non si sono ancora potuti vaccinare fino ad ora. Noi speriamo chiaramente che questo numero possa scendere nel tempo e che comunque si possa trovare una soluzione per tutti quelli che hanno bisogno di lavorare. Quindi questo. Ecco, l'utente che si reca nelle vostre farmacie chiede consiglio, magari vi confida dei timori sulla paura del vaccino, quali sono un po' le richieste, le domande che vi vengono fatte? No, sicuramente il nostro compito di comunicare e quindi anche di informare i cittadini sui rischi, ma certamente sui benefici di questa campagna vaccinale. Lo siamo stati fin dal primo giorno e il nostro compito quindi è quello di dare tutte le informazioni affinché il cittadino possa compiere la scelta migliore per la sua salute e per la salute di tutti. Ecco, quindi tornando alle agende, chiamiamole così, insomma sono full almeno per quante settimane per quella che è la vostra previsione in questo momento?
Beh, lei consideri che in questi giorni abbiamo più che raddoppiato le nostre capacità di effettuare i tamponi. Noi fino alla scorsa settimana eravamo riusciti ad arrivare a 5.000 tamponi al giorno, adesso abbiamo superato abbondantemente i 10.000 tamponi. Cercheremo di reggere a questo ritmo, non le nascondo le difficoltà che ci sono per effettuare la normale attività del servizio farmaceutico, quindi questa è un'emergenza che noi abbiamo fatto presente alle autorità sanitarie e alla Regione. Ecco, ci sono anche delle necessità che vi portano, adesso chiedo, ad assumere personale in più per questo tipo di necessità che si è presentata adesso? Come funziona? Sì, tutte le soluzioni sono percorse attraverso l'assunzione di nuovo personale, l'utilizzo di personale sanitario, l'opera degli infermieri che ci hanno affiancato in questo periodo è straordinaria. Ecco, purtroppo le esigenze organizzative sono tante, perché non basta avere una persona a effettuare il tampone. Per effettuare una prestazione sanitaria ci vuole tutta la preparazione, c'è tutta anche la fase proprio anche amministrativa che richiede del tempo, e questo abbiamo visto che è un ostacolo veramente difficile da superare. Ecco, allora chiediamo a Simone Caramaschi di inquadrare ancora per un attimo il sito internet dove si potrà prenotare online il tampone nelle farmacie che aderiscono. Ecco, il dottore De Grazia ci spiegava che le farmacie saranno riconoscibili da un simbolo, da una luce particolare che si potrà vedere all'esterno del negozio. Sì, sul sito sarà possibile vedere subito il punto verde delle farmacie che hanno disponibilità. Adesso stiamo mettendo a punto proprio la facilità con cui l'utente potrà trovare la giornata libera. Il sito lo stiamo continuando anche ad aggiornare proprio per questo. Comunque potete andarlo a vedere ed è già disponibile. Allora ringraziamo il dottor Luca De Grassi, qui da Udine. È tutto, ti restituisco la linea. Grazie Paola, noi torniamo da Alexis Sabot perché è in corso in Regione un incontro sull'impatto della pandemia da Covid-19, in particolare per quanto riguarda gli stili di vita e il benessere delle persone residenti in Friuli Venezia Giulia, ed è stato anche presentato un questionario appunto relativo a questo argomento. Michele Nencioni è il direttore generale di Confindustria. Confindustria ha seguito questo progetto e aspetta anche risultati di questo progetto legato ai dati del post pandemia. Quali sono le vostre sensazioni? Allora, intanto Confindustria Udine ha aderito convintamente a questa progettualità perché per l'industria e per le aziende in genere mettere al centro le persone è sempre fondamentale. L'analisi che misurerà il benessere psicofisico durante il Covid è importantissima, perché così le aziende hanno anche modo eventualmente di porre dei rimedi o di trovare soluzioni rispetto a delle problematiche che potrebbero emergere, proprio perché appunto tenendo molto ai collaboratori e alle risorse siamo sempre molto attenti a questi tipi di analisi. E cosa vi attendete da questo questionario che verrà proposto anche a tanti dipendenti? Allora sì, anche noi lo faremo girare nella nostra rete di imprese, so che anche i sindacati faranno la stessa cosa. Allora cosa ci attendiamo? Sicuramente sono cambiate tante cose, anche nella vita privata sono cambiate tante cose, così come è cambiato anche il modo di lavorare in alcuni aspetti, per cui ci attendiamo dei discreti cambiamenti che magari in parte credo che possano essere riassorbiti, in parte no, però cercheremo poi di prenderci il positivo da tutto quello che viene. E anche dai risultati si può riuscire a migliorare certe situazioni. Sì, sempre ovviamente quando facciamo un piano si parte sempre dal risultato, per cui dall'analisi iniziale. Questa è un'analisi fondamentale, perché come dicevo prima può cercare di poi porre rimedio a eventuali situazioni di disagio che ci possiamo rendere conto che siano avvenute in questo periodo.
Grazie allora ad Alexis Sabot che ci ha parlato di questo incontro in corso a Udine, in Regione. Ne parleremo ancora ovviamente nei nostri prossimi appuntamenti con l'informazione a partire dal TG Flash delle 16:30. Grazie per aver seguito A Voi la Linea, a voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.